Un'intensa giornata ieri, quella svolta a Palma di Montechiaro, che ha visto da parte del sindaco Castellino la presentazione del dossier Io sono Palma, capitale di arte, cultura e perdono, con il coinvolgimento di tanti protagonisti. Nel pomeriggio la presenza anche dell'assessore regionale ai beni culturali della regione siciliana, che ha portato il saluto del presidente Musumeci, auspicando un buon fine all'iniziativa della città del Gattopardo. Una seconda sessione pomeridiana di Io sono Palma, acronimo che sta a significare P come perdono, A come arché, L come logos, M come memoria, A come avvenire, ha visto lo svolgimento di un evento per l'appunto dedicato al perdono e che è coinciso con la giornata in cui si celebrava il trentennale dell'uccisione del magistrato Rosario Livatino. Le mie città candidate sono Palma, sono Scicli, sono Modica e sono Trapani, le 4 città siciliane candidate a capitale italiana della cultura. Era un dovere oggi essere a Palma anche per il messaggio rispetto ai 30 anni dell'assassinio del giudice Rosario Livatino, un messaggio di perdono e di redenzione, ma al tempo stesso un messaggio di riscossa delle comunità, dei nostri territori, che dobbiamo sempre avere a riferimento che il nostro nemico comune, che è la mafia, deve essere sconfitto sì con le leggi, sì con gli arresti, ma anche con l'amore e con la redenzione. Questo è il grande messaggio che raccogliamo e che facciamo nostro nel nome del giudice Rosario Livatino. Essere a Palma ha anche questo significato, che per noi è un significato importantissimo, e quindi sostegno a Palma, sostegno a Trapani, a Scicli e a Modica, che sono le città siciliane che si contendono il titolo. Al di là di chi vincerà, sperando che vinca una città siciliana, la regione farà la sua parte. È una giornata meravigliosa, stamattina abbiamo avuto appuntamenti formativi importanti con personalità della cultura di assoluto rilievo. Il pomeriggio, il momento dedicato ai bambini e agli studenti, poi la presentazione ufficiale del dossier, dove abbiamo avuto l'onore e il privilegio di avere qui presente l'assessore regionale Alberto Samonà, che evidentemente non può patteggiare per una città, ma averlo avuto qui per noi è un motivo di grande orgoglio. E infine adesso si sta per iniziare l'evento sul perdono. Palma esiste, Palma vuole proiettare all'esterno un'immagine diversa di sé, l'immagine reale, l'immagine quella che apparteneva alla sua storia, facendo i conti con il passato per quanto complessi, ma volendo puntare a quell'avvenire che è l'orizzonte unico, è la nostra meta, perché io sono Palma, io sono perdono, io sono arché, io sono logos, io sono memoria, ma io sono avvenire. Palma ha il diritto di poter urlare la sua esistenza e di potersi donare alla provincia, alla regione e al paese tutto, perché ha una storia meravigliosa da raccontare. Sì, è una giornata importante perché oggi a Palma non si parla solo di candidatura a Città della Cultura 2022, ma anche di perdono. Non può essere diversamente nel giorno dell'anniversario trentennale della morte del giudice Livatino, tenuto conto dei percorsi umani e personali di due dei sicari del giudice Livatino, che hanno imboccato una strada che non è quella del pentimento, ma certamente una strada che porterà verso il pentimento vero e totale. Mi preme ricordare una frase pregnante di Rosario Puzzanghero, che è uno che sparò al giudice Livatino, quando disse io non mi perdono. Laura Sanfilippo, dirigente scolastica all'Istituto Tomasi di Lampedusa, un parere su questa iniziativa, lei che si è spesa tanto appunto nella diffusione del pensiero del principe Tomasi. Devo dire che le parole del sindaco oggi mi hanno toccata, perché ho trovato parole delle riflessioni, dei pensieri sentiti. Il rilancio del nostro territorio per me è importantissimo. Ho lottato, ho lavorato alacremente assieme a fianco di Gioacchino Lanza Tomasi e della scuola che dirigo, intitolata Giuseppe Tomasi di Lampedusa, affinché la scuola possa diventare un centro di promozione culturale. È stato promosso per esempio un gemellaggio con la Lettonia,
Bologna, nel nome di Tomasi, di Alexandra Wolf, e dal 2012 che lavoro proprio affinché ci sia, diciamo, un riscatto culturale di Palma di Montechiaro, quindi in realtà questa nuova opportunità che Palma può vivere come Palma capitale della cultura italiana per me è davvero qualcosa di grandioso a cui credo e spero di potercela fare assieme a tutti i cittadini palmesi. Viva Palma di Montechiaro!